Ben ritrovati amici di Se a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. Oggi con Confartigianato Imprese Verona parleremo di sanità e Covid, perché c'è una novità: dal 20 di novembre Sani in Veneto rimborsa tamponi, test rapidi e sierologici e il vaccino anti-influenzale a tutti i titolari e lavoratori artigiani. Ne parliamo con il segretario di Confartigianato Imprese Verona, in collegamento con noi Valeria Bosco. Ben ritrovata. Buon pomeriggio, grazie. Allora, una bella novità grazie al progetto #Mai Così Vicini, che va in aiuto appunto dei titolari di impresa e dei lavoratori delle imprese artigiane che in questo momento sono colpiti come tutti da questa pandemia e quindi si trovano magari a sostenere dei costi aggiuntivi. Allora, naturalmente Sani in Veneto, lo ricordiamo, è un fondo di sanità integrativa nato dall'unione della collaborazione tra i sindacati di lavoratori e i sindacati datoriali del comparto artigiano. Non da meno in questo momento di emergenza pandemica ci siamo interrogati, perché io sono in rappresentanza regionale per Confartigianato nel Consiglio di amministrazione, su cos'altro si potesse fare per gli imprenditori e per i lavoratori del Veneto. E si è quindi integrata la campagna Mai Così Vicini, già partita prima dell'estate con la prima ondata pandemica, con una serie di prestazioni che possono essere messe a disposizione direttamente delle aziende. Quindi le aziende versanti Sani in Veneto possono presentare attraverso i 200 sportelli esistenti in tutto il territorio regionale i rimborsi delle spese sostenute da settembre, quindi si va a livello retroattivo, e fino a marzo 2021, in questo momento, tutte le spese sostenute per tamponi, sia i rapidi che i molecolari, test sierologici, vaccini anti-influenzali, e restano attive le attività di rimborso per le diarie, per gli isolamenti fiduciari e per le prestazioni mediche collegate a chi è stato colpito da Covid, oltre che, lo ricordiamo, lo sportello psicologico. Qual è l'importanza di questa integrazione che è stata fatta? Che volendo all'interno delle imprese è possibile istituire uno screening costante del Covid. Quindi in questo momento in cui nessuno di noi può essere certo di essere esente dal contagio e di non essere portatore di contagio, perché sappiamo che anche senza sintomi potremmo essere coinvolti nella pandemia, si può pensare di istituire all'interno dell'azienda uno screening periodico in cui il personale e il titolare, naturalmente su base esplicita e volontaria, perché non può essere un'imposizione, possono scegliere di sottoporsi appunto a dei test serologici piuttosto che dei tamponi. Di questo rimandiamo ai medici aziendali che potranno consigliare al meglio in base alla situazione, e quindi tenersi monitorati e controllati. Questo ci consente di andare a lavoro sereni e di restare al lavoro sicuramente in sicurezza. È una responsabilità personale, perché lo ribadiamo e lo ripeto, è una scelta volontaria del lavoratore e del titolare sottoporsi a questi screening, però c'è appunto la possibilità di essere rimborsati, per cui tutti quegli imprenditori che già lo stanno facendo, perché molti lo stanno facendo per sicurezza aziendale e benessere lavorativo, possono chiedere il rimborso. E quindi è davvero un aiuto molto molto importante in questo momento, che oltretutto non coinvolge solo i titolari, artigiani e dipendenti, ma anche le loro famiglie. Allora, naturalmente ricordiamoci che al versamento di Sani in Veneto è possibile agganciare i familiari conviventi, sono automaticamente coinvolti i figli a carico fino ai 2 anni, ma è possibile agganciare anche i familiari, e quindi ovviamente anche i familiari vengono poi coinvolti in questa opportunità, che è duplice, perché sia il soggetto iscritto può chiedere rimborso della prestazione se ad esempio una persona per suo scrupolo vuole farsi il tampone, come fa per tutte le altre necessità sanitarie, quindi attraverso il portale o attraverso gli sportelli sul territorio chiede rimborso alla prestazione medica, che può essere anche il tampone, e in più l'azienda può istituire lo screening periodico, per cui veramente è una copertura totale, sia che sia una scelta aziendale negoziata e decisa insieme ai lavoratori con responsabilità, sia che sia una scelta personale del lavoratore per il quale si versa Sani in Veneto.
Ecco Valeria, dicevamo che oltre ai tamponi ora diventano rimborsabili anche i vaccini anti-influenzali. Naturalmente i vaccini anti-influenzali, posto che in questo momento è faticoso trovarli sul mercato, ma dovrebbero esserci questo mese degli spirali di apertura da questo punto di vista, quindi anche i vaccini anti-influenzali, anche tutte le prestazioni specialistiche collegate al Covid per chi è stato colpito, perché ricordiamoci che chi è stato colpito dal Covid poi può avere delle conseguenze mediche che necessitino di prestazioni ulteriori. Non da ultimo il supporto, lo ribadiamo, con la diaria per l'isolamento fiduciario, perché comunque ci sono dei periodi in cui il lavoratore o il titolare devono stare in isolamento fiduciario in attesa che si attivino i protocolli piuttosto che le verifiche sull'eventuale positività, perché alle volte appunto ci sono dei tempi per verificarlo, sia lo sportello psicologico, perché quello che notiamo è che c'è anche molto di preoccupazione, di attesa e di ansia rispetto a questa tematica, quindi bisogna un pochino, come dire, superare le paure, superare anche, uso un termine forte, la vergogna. Una persona positiva non deve vergognarsi, deve immediatamente avvisare il contesto in cui lavora in modo da attivare tutto quello che serve per contenere il contagio il più possibile. Siamo in una fase in cui prima sappiamo dove sono le positività e prima riusciamo a tenere l'aspetto sanitario sotto controllo, evitare ricoveri con tutto quello che ne consegue. Quindi è veramente un'opportunità di vicinanza che il comparto artigiano sta dando alle imprese che stanno ancora lavorando, perché ricordiamoci che l'obiettivo è continuare a lavorare bene in questo momento. Assolutamente. Ricordiamo inoltre che da metà marzo, con l'avvio dell'emergenza, Sani in Veneto ha dato il via anche ad una serie di importanti iniziative a sostegno delle imprese artigiane come quella che stiamo raccontando oggi per un valore complessivo superiore al €1.000.000, quindi una cifra importante. Naturalmente sì, tra l'altro in un momento in cui il pensiero di tutti è il Covid, si sono messe in atto anche delle altre campagne di screening su altre tematiche, perché non dobbiamo dimenticarci che prevenzione è prevenzione a tutto campo della salute, per cui attraverso Sani in Veneto ci sono delle campagne di prevenzione anche dedicate alle donne, dedicate agli uomini, dedicate ai bambini, sugli aspetti di prevenzione oncologica, piuttosto che di prevenzione diabetica, piuttosto che di tutela della salute a tutto campo. Quindi delle campagne che durante l'anno sono sempre attive, perché è molto importante anche in momenti di crisi come questi non dimenticarci della salute e non dimenticarci della prevenzione alla salute. Lo diciamo sempre, non per sostituirci al sistema sanitario pubblico, ma per integrarlo, perché se noi riusciamo a fare prevenzione, riusciamo a gestire eventuali problemi di salute prima che diventino giganteschi e necessitano di urgenze, e quindi in questo modo ciascuno di noi ha la sua responsabilità nel mantenere il sistema destinato solo alle urgenze. Tutto ciò che non è un'urgenza può essere prevenzione e può essere gestito attraverso le convenzioni sul territorio che non intasano il sistema pubblico, è un aiuto che possiamo dare a tutta la comunità e a tutto il sistema. Valeria prima ha citato anche un supporto gratuito psicologico, insomma sappiamo che in questi mesi davvero i problemi legati all'ansia, allo stress causati dalla pandemia ci sono e sono anche evidenti. Sì, perché mentre a marzo la paura era l'ignoto, adesso sappiamo tutti il peggio che può succedere e quindi alla paura si aggiunge proprio l'ansia da rivivere delle situazioni che si sono già vissute. Purtroppo, e lo sappiamo, basta leggere i giornali, c'è anche chi sottovaluta questa cosa sminuendola, ma non è assolutamente da sminuire. La responsabilità è verso assolutamente una condotta corretta nei sistemi delle relazioni, perché ricordiamoci che noi dobbiamo tutelare la salute e dobbiamo tutelare il lavoro, perché tutelando questi due aspetti possiamo mantenere l'economia attiva e tutto va di conseguenza sempre meglio. Quindi lo sportello psicologico, anche se ci rendiamo conto che chiedere aiuto a uno psicologo è difficile perché è una scelta molto intima e molto personale, ma una chiacchierata per mettere in fila le cose sicuramente può servire. Quindi l'invito è quello di rivolgersi a Confartigianato Verona, che è sportello per Verona di Sani in Veneto, così come i colleghi dei sindacati dei lavoratori, ma ai 200 sportelli su tutto il territorio regionale per una parola di conforto e comunque per capire come indirizzarsi.
Grazie davvero a Valeria Bosco, segretario di Confartigianato Imprese Verona, per essere stata con noi anche oggi. Buon lavoro. Grazie, altrettanto, buon pomeriggio. Ci fermiamo solo per la pubblicità, a tra poco.